Salve, amanti di azzurre! Benvenuti a un'altra newsletter del nostro amato club. Prima di addentrarci nelle ultime notizie che stanno facendo scalpore, non dimenticate di lasciare il vostro like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi nulla. Passiamo subito alle ultime notizie. Oggi l'attenzione si concentra sul mercato dei trasferimenti e in particolare sul nome di Patrick Dorgu, l'ala danese che sta attirando l'attenzione in Europa. Dorgu, attualmente a Lecce, è finito nel mirino di diversi top club, tra cui il Napoli. La storia di Dorgu è interessante, è stato scoperto da Pantaleo Corvino, che lo ha acquistato dal Nordsjælland per la modica cifra di 200.000 euro. Da allora è stato una rivelazione, mostrando un talento impressionante che finora sembra essere un affare. Di recente Dorgu ha debuttato con la nazionale danese in una partita di Nations League contro la Svizzera, dove non solo ha giocato, ma ha anche segnato il suo primo gol internazionale appena 2 minuti dopo essere entrato in campo. Questa prestazione non ha fatto altro che aumentare l'interesse nei suoi confronti, rendendolo ancora più prezioso sul mercato. Durante la scorsa estate, il Napoli ha fatto un tentativo ufficiale per acquistare Dorgu, ma il Lecce ha rifiutato l'offerta. Il club è consapevole del talento che ha tra le mani e lo ha legato con un contratto fino al 2029, pur riconoscendo che sarà difficile trattenerlo se inizieranno ad arrivare offerte. Oltre al Napoli, anche il Milan è sulle tracce di Dorgu, insieme a diversi club della Premier League come Chelsea, Tottenham e Liverpool, che stanno monitorando attentamente la situazione del giocatore. La concorrenza è agguerrita e il futuro di Dorgu sembra essere a un bivio importante. Con tanti occhi puntati addosso, sarà interessante vedere dove finirà la prossima stagione. Il Lecce riuscirà a trattenerlo per un altro anno o le pressioni del mercato porteranno Dorgu verso nuovi orizzonti? E voi, tifosi del Milan, cosa ne pensate di questa mossa? Dorgu sarebbe un buon acquisto per la nostra squadra? Lasciate la vostra opinione nei commenti e discutiamo delle possibili strategie e del futuro del nostro amato club, nel panorama calcistico internazionale. Non perdetevi i prossimi aggiornamenti.